dopo 8 ore l'interrogatorio di Renato Boraso nel faccia a faccia tra l'ex assessore arrestato e i PM. Boraso ha deciso di rispondere punto su punto alle accuse. Il suo avvocato è iniziata la discussione e ci saranno altri confronti. Pioggia incessante per tutta la giornata a Chioggia, strade allagate, la protezione civile sorveglia 2 canali che si sono ingrossati, nessun danno in tutta la provincia, temperature in calo di 10 gradi. Camionista di Marghera muore per un'emorragia a 10 giorni dall'intervento eseguito in ospedale a Cittadella per la rimozione di un ascesso in gola. La sorella voglio conoscere la verità. Rapina venerdì sera a Vetrego di Mirano, 2 banditi sono entrati in casa di 2 giovani e li hanno malmenati e derubati. Il sindaco Baggio, indagini in corso da parte dei carabinieri. Venezia presa d'assalto dai turisti e da montagne di rifiuti in questi giorni di Ferragosto, cestini strapieni e bottiglie di plastica che finiscono anche nei canali. La denuncia è di Venezia.com. Disturbi alimentari a Portogruaro, taglio del nastro per la nuova comunità dedicata ai minorenni, dove i posti letto passano da 9 a 12, sempre più precoce l'esordio dei problemi con pazienti che hanno età media di 13 anni. Tornano a Jesolo le frecce tricolori, il 26esimo appuntamento a metà settembre, le prove venerdì 13 settembre, lo spettacolo vero e proprio a partire dalle 14:30 di sabato 14 in Piazza Brescia, il Center Show. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi i titoli, come avete sentito in primo piano, l'inchiesta Palude si è concluso dopo 8 ore l'interrogatorio di Renato Boraso, ma la vedo già sul nostro schermo, ci racconta tutto la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria, buonasera. Sì, buonasera anche a te Daniela, e dunque si è conclusa, come dicevi tu, dopo 8 ore di interrogatorio questa udienza, la seconda in cui Boraso è stato ascoltato un mese fa, esattamente il 19 luglio a Padova. In tribunale si era avvalso della facoltà di non rispondere, dopodiché, d'accordo col suo legale difensore, l'avvocato Umberto Pauro, aveva deciso di farsi ascoltare dai PM, dai giudici Roberto Terzo, i pubblici ministeri e Federica Baccaglini. Dunque l'interrogatorio è cominciato questa mattina intorno alle 10, finito alle 17:50, quando l'ex assessore alla mobilità del Comune di Venezia Renato Boraso è stato riportato in carcere a Padova con il cellulare con gli agenti della polizia penitenziaria. Siamo soltanto all'inizio di un lungo percorso, così l'avvocato Pauro, sentito da noi giornalisti al termine di queste 8 ore di interrogatorio, e ha detto: abbiamo detto la nostra versione dei fatti. Quindi con le immagini e le interviste riprese da Sandro Ponchio sentiamo queste pochissime parole rilasciate dal legale difensore dell'ex assessore Renato Boraso a noi della Stampa, e poi in linea a voi Daniela. Abbiamo iniziato una discussione. Ci sentiremo poi nei prossimi giorni perché sarà altro interrogatorio. Ha presentato istanza per la scarcerazione? No. Non ancora? No, non ancora. Ha ancora molto da parlare Boraso? Abbiamo iniziato e quindi ci sono anche altre possibilità di sentirci nei prossimi giorni. Vi farò sapere. Queste dunque le poche parole dell'avvocato. Ringraziamo anche Anna Maria Parisi, che è rimasta per tutta la giornata lì proprio per sentire come era andato l'interrogatorio dell'ex assessore Boraso. Noi continuiamo con il maltempo, il temporale autorigenerante che sta mettendo a dura prova il Polesine e in particolare Portoviro e Rosolina ha colpito parzialmente anche Chioggia. Piogge intense e forte vento hanno interessato la zona di Sottomarina, causando allagamenti nelle zone del lungomare, in particolare nell'area di via San Felice. Sono in corso interventi della Protezione Civile e di Veritas per alberi abbattuti. La Protezione Civile sta anche intervenendo a Calino e a Cadivalle per l'ingrossamento di alcuni canali. Non si registra nessun danno. In generale in tutta la provincia si è registrata una diminuzione delle temperature, con una diminuzione di circa il 10 gradi. Ed ora la cronaca, non si dà pace alla famiglia di Stefano da Brosca, un camionista di 47 anni residente a Marghera, morto 10 giorni dopo essere stato operato per un ascesso in gola. La sorella: devo conoscere la verità.
Un ascesso in gola improvviso, la visita del medico di base, il ricovero all'ospedale di Cittadella, l'intervento e 10 giorni dopo la morte. Non si dà pace la famiglia, in particolare Susanna, la sorella di Stefano Dabrowska, camionista di 47 anni di Marghera, morto il giorno di Ferragosto a Eraclea, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l'operazione a cui era stato sottoposto il 5 agosto scorso. Nessuna patologia pregressa, un controllo costante legato al lavoro di camionista. Stefano Dabrowska, dopo 3 giorni di febbre e presentando un gonfiore sotto il mento, si rivolge a inizio mese al medico di famiglia che lo invia in pronto soccorso. All'ospedale di Cittadella gli riscontrano un ascesso retrotonsillare da operare. L'intervento viene eseguito con successo e dopo alcuni giorni di terapia intensiva e un post-operatorio regolare, l'uomo viene dimesso. Tutto bene fino al giorno di Ferragosto, quando l'uomo muore a causa di una violenta emorragia. Del caso di Stefano Dabrowska si stanno occupando i carabinieri. Nel frattempo si attende dalla procura la data dell'autopsia che non è ancora stata fissata. A piangere Stefano Dabrowska, tutta la famiglia, con la sorella Susanna che da giorni non si dà pace e continua a ripetere: mio fratello stava bene, non aveva problemi, vogliamo solo conoscere tutta la verità. Violenta rapina in casa venerdì a Vetrego di frazione di Mirano, dove 2 giovani sono stati malmenati e derubati. Erano ancora seduti a tavola nella loro casa di Vetrego, tranquilla frazione di Mirano, i 2 giovani che venerdì scorso sono stati rapinati da un paio di malviventi. Erano circa le 22 quando i banditi sono entrati in casa e dopo aver picchiato i proprietari sono fuggiti portando con sé un bottino scarno, un televisore, un computer, un cellulare. Immediato l'intervento dei carabinieri che stanno conducendo le indagini, un raid su cui interviene il sindaco di Mirano Tiziano Baggio. Ci sono dei contorni tutti da definire, le forze dell'ordine stanno indagando, quindi non abbiamo notizie precise. Sicuramente quello che sappiamo non si è trattato di un normale furto in abitazione, insomma. Ecco, ci potrebbero essere sviluppi quindi nei prossimi giorni, quel che ha saputo? Ma io credo proprio di sì, ci saranno sviluppi nei prossimi 2 o 3 giorni. Pochi gli episodi di furto negli ultimi mesi a Milano, aggiunge il sindaco Baggio, che desidera tranquillizzare i suoi concittadini. Si è trattato certamente di un episodio spiacevole, brutto, anche perché per le persone che lo hanno vissuto, ma non è legato a un contesto di allarme sociale o di ripetitività degli episodi. Ci troviamo tutti i mesi con le forze dell'ordine per tenere sotto controllo la situazione dell'ordine pubblico nel territorio. Non abbiamo fortunatamente per il momento casi particolari. Venezia presa d'assalto dai turisti e da montagne di rifiuti in questi giorni di Ferragosto. La denuncia arriva da Venezia.com. Palazzo Ducale, primo mattino di sabato 17 agosto. Sono immagini impressionanti quelle girate da Matteo Secchi, anima di Venezia.com. L'area marciana è letteralmente sommersa dai rifiuti, con cestini stracolmi e parecchie immondizie a terra. Nessun attacco agli operatori ecologici, ma una presa di coscienza di uno degli effetti dell'overtourism, puntualizza Secchi. La gestione dei rifiuti da passeggio, stiamo parlando delle immondizie generate dal turismo di massa. Qui a Venezia ormai ha raggiunto dei livelli abbastanza critici perché i cestini non bastano più e abbiamo visto nei giorni scorsi delle situazioni veramente vergognose con bottiglie di plastica che debordavano dagli stessi cestini, ma la cosa più brutta è che poi con il vento queste bottiglie finiscono in acqua. Io ho un amico che mi ha detto che ha raccolto decine di bottigliette di plastica nei canali. Venezia è città unica al mondo anche per le delicatezze e la complessità della sua gestione e i rifiuti ne fanno parte integrante, con immagini come queste che rappresentano un colpo al cuore e all'ecosistema della laguna. Bisogna
tornare ad un sistema diverso. Mi rendo conto che è difficile, ma un sistema che preveda le bottiglie di vetro, il vecchio sistema di 40 anni fa dei resi, soluzioni di questo genere, perché non possiamo andare avanti così. Venezia è una città speciale e vanno studiate delle soluzioni speciali. Fin qui la proposta di Venezia.com. Sulle bottiglie di vetro il dibattito è di sicuro lungo, ma qualche risposta a un problema innegabile va data. Lo chiedono il rispetto e l'amore per questa straordinaria città. Ed ora parliamo dei disturbi alimentari a Portogruaro, taglio del nastro per la nuova comunità dedicata ai minorenni, dove i posti letti passano da 9 ai 12. C'è molto anche di loro, di chi in questa comunità ci ha passato alcuni mesi della sua vita e ha lottato per la propria guarigione nella nuova struttura inaugurata dall'ULSS 4 vicino alla Casa delle Farfalle a Portogruaro. Reimparerò a vivere e sogna, scrivono in rosa acceso, piccole mani che i disturbi alimentari li hanno affrontati e in molti casi vinti. 377 gli utenti pazienti nel solo 2023 che adesso avranno a disposizione un nuovo edificio più luminoso e colorato. Avevamo già una comunità con 9 posti, adesso va a 12 e quindi una gamma più ampia di offerta per gli utenti che purtroppo sono in aumento e che completa peraltro un sistema di offerta che è l'unico in Italia gestito dal pubblico, che vede un'altra comunità oltre a questa che è per minori, una per adulti, il centro diurno, l'attività chiaramente ambulatoriale e inoltre nella fase più acuta per pazienti con problematiche importanti. Una comunità integrata nel territorio nel vicino ospedale di Portogruaro, accanto a cui continuerà a operare il centro diurno con l'obiettivo di arrivare a breve alla realizzazione anche di un'area di pronta accoglienza. Sempre più giovani pazienti, l'età media è 13 anni, ma gli esordi talvolta sono addirittura prima. Noi 25 anni fa abbiamo iniziato a gestire adulti, adesso gestiamo bambini essenzialmente, letteralmente. Quindi ovviamente cambiano i modelli di cura, cambiano i modelli di riferimento, cambia anche l'analisi delle cause, perché è chiaro che un esordio a 30 anni non è la stessa cosa di un esordio a 10-12 anni, che è quello che vediamo attualmente. Cambiano le necessità terapeutiche e i modelli che noi dobbiamo in qualche modo declinare per curare questa utenza. Più la cura è precoce, più le possibilità di guarire sono alte. Questa struttura nuova ci permetterà di declinare trattamenti molto più complessi per più utenza e ovviamente sono trattamenti molto individualizzati che vanno dalla nutrizione, spesso ahimè anche col sondino nasogastrico nelle prime fasi, fino alla riscolarizzazione, fino a tutte le attività che non sono puramente tecniche ma che sono attività occupazionali di tempo libero, perché i bambini e i preadolescenti hanno bisogno di tutto questo accanto alle cure. Siamo allo sport calcio, gli arancio-nero-verdi di Eusebio Di Francesco escono a testa alta ma senza punti dalla trasferta all'Olimpico contro la Lazio nella prima giornata del campionato di Serie A. Una partenza strabiliante che però è durata lo spazio di una meteora e ha regalato solo un'illusione. Il Venezia esce sconfitto dall'Olimpico per 3-1 al termine della prima giornata di campionato contro il Lazio, nella partita che ha rappresentato il ritorno degli arancio-nero-verdi nella massima serie. L'iniziale vantaggio di Andersen, che ha sbloccato la partita dopo appena 3 minuti di gioco segnando uno splendido gol, aveva fatto sognare un altro epilogo, una gara segnata da imperdonabili amnesie difensive dei lagunari che non si possono concedere in Serie A, specie ad un avversario tecnicamente superiore con buone individualità come i biancocelesti di Baroni. L'analisi di mister Eusebio Di Francesco a fine partita. La squadra ha approcciato benissimo la partita, sì, qualche rovino ci ha poi un po' compromesso la dinamica della gara, specialmente nel primo tempo, dove siamo andati un po' in sofferenza nel finale, nonostante abbiamo creato anche inizialmente altre situazioni importanti. Nel secondo tempo invece la squadra è tornata in campo anche col piglio giusto, abbiamo avuto dei momenti in cui si vedeva che potevamo creare qualcosa di importante, appunto delle occasioni che abbiamo sfruttato, e la Lazio nelle ripartenze è stata brava perché sapevamo che aveva queste qualità
voglio fare i complimenti ai ragazzi perché tanti esordienti, tante situazioni difficili, anche per quello insomma, per come ha remato questa gara, credo che la squadra sia stata in partita. I lagunari sono scesi in campo in una formazione ampiamente rimaneggiata, con assenze pesanti per infortuni e qualifiche. Ciò nonostante la squadra arancione-verde è stata sempre in partita uscendo a testa alta. Ora il direttore generale Filippo Antonelli è al lavoro per puntellare l'organico con innesti di qualità, prima tra tutti l'acquisto di Nico Russi Caviglia, dato già per vicinissimo, e domenica prossima si va ancora in trasferta a Firenze contro la Viola per fare i primi punti della stagione. Ho detto ai ragazzi che alla fine, facendogli anche i complimenti, che questa ci deve servire di direzione, specialmente in questo campionato che io conosco bene, si deve concedere il meno possibile a certe squadre quando sono dei giocatori dentro il campo. Noi delle incentivi abbiamo commesse, mi auguro che questi siano di insegnamento per i prossimi. È un campionato dove il nostro obiettivo è quello di rimanere in Serie A, è importante avere sia freschezza ma anche un po' di esperienza e di lucidità nei momenti chiave della partita. In questo un po' siamo mancati, ma come dicevo prima ci deve servire da lezione per i piccoli difetti. E sul finire d'estate il cielo di Jesolo si colora con lo spettacolo delle frecce tricolori. L'appuntamento sarà venerdì 13 e sabato 14 settembre. La loro firma è inconfondibile, la lunga scia tricolore pronta a specchiarsi nel cielo sopra il mare di Jesolo. Come ogni fine estate tornano le frecce tricolori che si esibiranno nello Jesolo Air Show, un appuntamento giunto alla 26esima edizione. Si parte con le prove nella giornata di venerdì 13 settembre, lo spettacolo vero e proprio avrà inizio alle 14:30 di sabato 14 e potrà essere seguito da tutto il litorale, da Piazza Marina a Piazza Manzoni con Show Center in Piazza Brescia. L'edizione 2024 vedrà anche la presenza di tanti ospiti italiani e stranieri come l'F-18 della Svizzera, l'aereo Rafale e l'Extra 330 del campione mondiale dell'Équipe des Voltiges dalla Francia, il team nazionale del Regno di Giordania. Tutte le informazioni sul sito jesoloairshow.eu. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ora la sigla subito dopo le previsioni del tempo e il telegiornale da Treviso. Grazie per averci seguito, buona serata.